I cittadini sono increduli di fronte ad una rapina compiuta con tanta violenza. A far paura è soprattutto sapere che una banda di malviventi pronta a tutto sia in giro. Paura sì, assolutamente. E speriamo che li prendano, insomma, ecco. Cosa ha pensato quando ha sentito di questa rapina? E non avrei mai pensato che succedesse una cosa del genere qui vicino a noi e sono molto violente e mi è dispiaciuto molto per il signore che ha subito tutto questo, insomma, ho paura per i miei figli che rimangono a casa da soli ogni tanto, anche se son grandini, mi dispiace. Sinceramente c'è da aver tanta paura e sicuramente, non so, penso che fosse già stato seguito il Signore, una cosa ben organizzata e purtroppo spero per lui che si metta un attimo di tranquillità perché c'è tanta paura. Un piano, quello della banda organizzato nei minimi dettagli, questo è sicuro. Malviventi sembra italiani, hanno detto poche parole alla vittima, quelle necessarie, poi hanno agito. Oltre a essere violati nelle proprie case, anche la violenza, cioè veramente non c'è più rispetto di niente, è una roba, comunque c'è paura, c'è un bosco, cioè non lo so, ma guardi, mi viene la pelle d'oca al solo pensiero, è preoccupante la cosa. Cosa possiamo fare? Preferisce non farsi riprendere, ma ci spiega che questi colpi creano ancor più insicurezza nei cittadini. Un paese che era tranquillo, ci racconta questo residente, ma negli anni sta cambiando tutto. Adesso è successo questo, speriamo che non succeda altro. Sì. Però c'è un po' di paura o no? Ma da parte, cioè, che sarà anche paura nel paese, però no altri insomma sono abbastanza tranquilli.